Sono sempre schiacciati da una crisi che non accenna a diminuire e per guardare al futuro devono continuamente mettersi in gioco. I commercianti mestrini abbassano le serrande, i negozi rimangono sfitti e vuoti con il pericolo che il degrado si impadronisca di quei luoghi, ma guardare al domani è d'obbligo. Gli imprenditori sono chiamati a raccogliere una sfida che potrebbe durare anni e a fare uno sforzo per adeguarsi ai tempi. Il commercio interno sta vivendo una fase di difficoltà dovuto appunto alla stagnazione se non alla recessione della domanda. Bisogna rilanciare le nostre città, il commercio deve sapersi innovare perché l'innovazione è fondamentale anche nel commercio e nei servizi che gli operatori devono dare. A Mestre la situazione non è diversa da molte città e altri comuni più piccoli del Veneto. L'importante è mettersi in gioco, combattere il degrado prodotto dalla chiusura dei negozi, rilanciare il ruolo delle città e stimolare gli imprenditori perché rioccupino gli spazi sfitti e facciano innovazione. A Mestre, come in quasi tutti i comuni, anche quelli minori, vedono sempre più una presenza di negozi sfitti. Queste sono delle ferite che determinano una perdita di competitività di quel territorio. Quanto al ruolo giocato dai centri commerciali, ci sono delle responsabilità che non possono essere ignorate, secondo la Confesercenti, anche se è tutto il sistema del commercio che va riordinato. I centri commerciali hanno avuto una responsabilità straordinaria sulla perdita di competitività del ruolo delle città più in generale, oltre che delle ricadute che si sono provocate nel commercio. Cioè, se noi dovessimo fare un bilancio a distanza ormai di molti anni, dovremmo dire che è un bilancio molto negativo degli effetti che i centri commerciali hanno prodotto sul sistema delle città.